Buongiorno a tutti. Ci eravamo lasciati alla fine della seconda tappa dell'Alta Via dei Monti Ligure, quella che ci ha portato fino alla Cola Sgora. Qui di seguito troverete una rappresentazione della terza tappa, quella che dalla Cola Sgora porta al Colle Scarassano. Ci vediamo dopo. Questo è un cartello descrittivo di zone di guerra, postazioni militari. È interessante vedere queste piantine perché riportano comunque alla mente avvenimenti del passato che non dobbiamo mai dimenticarci. Godetevi lo spettacolo. Siamo sempre sotto la testa d'Alpe e qui ci sono due fortificazioni militari. Il nostro piccolo angolo di paradiso. Qua siamo vicinissimi al Monte Cimonasse e vediamo che qui ancora in Francia c'è una bella pubblicità
dei sentieri collegati con l'Alta Via dei Monti Liguri, con tutte le particolari vegetali e animali che si possono trovare. To see you smile again, watch your eyes light up the room. Feel the sunny days caress our skin when we begin to thaw. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but round up just where we began. I might be lost again, but I haven't seen you today. Eccoci giunti alla fine della nostra terza tappa dell'Alta Via dei Monti Liguri. Dalla Colla Sgora abbiamo raggiunto, attraverso un sentiero non troppo largo ma comodo, il passo della Colomba, per poi congiungerci con una delle tante strade militari che si trovano in questa zona. Strada militare che abbiamo portato in pratica fino proprio alla fine della tappa al Colle Scarassani. Che cosa abbiamo notato in questa tappa qua? Abbiamo trovato delle fortificazioni militari così, e soprattutto la Testa d'Alpe col suo meraviglioso parco. Qui, come abbiamo detto precedentemente, ci troviamo in Francia, e una delle caratteristiche principali di questa tappa qua è che ci sono varie deviazioni che portano fino all'altra strada militare, quella che avevamo parlato durante la seconda tappa, quella che dalla cima dei Saviglioni porta fino alla Gola di Gotha. Diciamo sono due sentieri molto vicini, diciamo che l'originale è proprio quello che abbiamo fatto noi, passando dalla Testa d'Alpe attraverso il parco. E niente particolare di questa tappa è proprio la bellezza del parco, con questa strada militare larga che ci ha permesso di vedere sia panorami, diciamo, sul lato della Val Nervia, così, che proprio i passaggi in mezzo a questo bellissimo parco, in mezzo al bosco, così, con degli squarci veramente belli. I passaggi in mezzo ai boschi lasciano a volte veramente a bocca aperta, non solo attraverso i paesaggi, ma proprio paesaggi boschivi che ti fanno veramente apprezzare il camminare. Niente, alla fine di questa tappa qua voglio rendervi partecipe di quello che vedrete nelle successive tappe. Non dirò niente di particolare, ma veramente la zona dell'Imperiese, sia sull'Alta Via dei Monti Liguri che su altri percorsi così, lascia veramente a bocca aperta. Io vi aspetto per le prossime due tappe, di cui la prima parte proprio dal Colle Scarassan e va fino alla Sella d'Agnaia. Vi dico solo 3 parole: sentiero degli alpini, ma c'è molto di più. Quindi dopo questa descrizione vi lascio e ci vediamo per la prossima tappa, che sarà la quarta dell'Alta Via dei Monti Liguri, che dal Colle Scarassan porterà alla Sella d'Agnaia. Alla prossima!